Presidente Serracchiani, la Festa della Repubblica celebrata qui al Sacrorario di Re di Puglia, una manifestazione, una cerimonia gravida di significati. Assolutamente, se consideriamo poi che stiamo ancora commemorando, e lo faremo ancora nei prossimi anni, il centenario della Prima Guerra, ha un particolare significato ancora più forte, ancora più evidente in questa presenza delle nostre forze armate, ma non solo, la presenza dei sindaci, di tutte le autorità, e per dare a questa giornata un significato ancora più importante proprio nei 70 anni in cui ricordiamo la Repubblica e ricordiamo ad esempio il voto alle donne. È stato ricordato che è stato un percorso molto lungo, anche molto duro, però che permette di guardare con rinnovata fiducia al futuro che ci attende. Beh, sicuramente è una democrazia che si sta impegnando nelle riforme, stiamo aggiornando e modernizzando la nostra Costituzione, lo facciamo convinti di dover davvero essere competitivi rispetto alle sfide globali, e lo facciamo convinti anche che la nostra casa sia l'Europa, e quindi siamo tra i paesi forse più convinti in questo momento di dover tenere fermi i valori europei e dover investire i valori della nostra Repubblica e quelli europei proprio nel futuro delle prossime generazioni.